Amici, buongiorno, rassegna stampa di oggi, notizie dal Polesine, offerta dell'Associazione Promozione Italia e Made in Polesine. Sponsor della puntata di oggi, la bottega dell'Acqua Viva, in via Po Vecchio 20 a Portoviro, spaccio di articoli ittici. Cominciamo con il Gazzettino, pagina nazionale. Mezza Italia diventa arancione. Aumentano i focolai e microzone rosse, i tecnici consigliano chiudere le scuole, Veneto e Friuli in giallo, e i governatori chiedono prudenza. Nel nord Italia quasi tutte le regioni in arancione, escluso Val d'Aosta, Liguria, Veneto e Friuli. L'età media dei contagi scende a 44 anni e sono saliti del 35% i contagi in 2 giorni. Nota semantica, cambia il nome il decreto per gli indennizi, non si chiameranno più ristori, ma da oggi sono sostegni. E nel nuovo DPCM ci sarà anche una ulteriore proroga ai pagamenti delle cartelle esattoriali. Il nuovo slittamento potrebbe essere di almeno 2 mesi, ma non è escluso che possa arrivare fino a tutto settembre. Andiamo alla pagina del Gazzettino di Rovigo. Contagi, balzo del 23% ogni 7 giorni, oltre 70 nuove positività registrate nelle ultime 24 ore, un dato che riporta i valori di metà gennaio. Una decina i casi di variante inglese accertate dall'ULS 5. Un nuovo decesso porta a 418 le vittime da inizio pandemia. E parlando appunto di ULS 5, Patrizia Simeonato al vertice dell'ULS 5. Originario di Castelfranco, dal 2018 guida Azienda Zero. La nomina da parte del governatore Luca Zaia dopo il pensionamento di Compostela. Ancora coronavirus l'emergenza, baristi e ristoratori vedono avvicinarsi la scadenza di fine marzo del beneficio per gli spazi esterni allargati. Plateatici gratis, appello al governo. L'amministrazione cittadina di Rovigo è pronta a garantire la collaborazione per snellire le pratiche burocratiche. È dalla scorsa primavera che i bar e i ristoranti possono usufruire gratuitamente di maggiori spazi all'esterno per ospitare i clienti. E sempre per quanto riguarda i locali, la speranza di riaprire i locali fa già partire i progetti per l'estate. La politica ha promesso che entro giugno saranno vaccinati 30 milioni di italiani e i ristoratori fanno pieno affidamento su questa indicazione. Quindi, rinnovando la richiesta di lavorare anche la sera in zona gialla, si stanno organizzando serate con DJ rispettando le regole anti-Covid. Adria, purtroppo un incidente avvenuto giovedì all'Imbrunire a Capello ha coinvolto l'artista adriese, non si trova tuttavia in pericolo di vita, mentre l'altro conducente purtroppo è ricoverato a Rovigo in prognosi riservata. Naturalmente a tutte le persone coinvolte i nostri auguri di pronta guarigione. Adria, scontro sulle scelte del comune per limitare la deregulation alla sosta in Riviera Matteotti, e l'opposizione è sul piede di guerra perché è stata emarginata, secondo appunto la minoranza, non essendo potuta entrare in municipio per assistere ai colloqui tra amministrazione e operatori. Ne abbiamo parlato anche gli altri giorni. Comunque il Giro d'Italia toccherà 10 comuni dell'Alto Polesine. Nella 13ª tappa del 21 maggio entrerà a Occhiobello e uscirà a Melara, percorrendo 50 km sull'Eridania. Tutto questo nella 13ª tappa appunto del 21 maggio. Voce di Rovigo, coronavirus a scuola, vaccini ma solo fino a 65 anni. Il 3 marzo parte la campagna di vaccinazione destinata a tutto il personale scolastico, ma una vaccinazione che tuttavia si fermerà al personale scolastico, docente e non docente, fino a 65 anni compresi. Truffatori in azione, allarme, raffica di truffe per anziani. La telefonata: nonna, ho il Covid, sono grave, servono 10.000 euro per vaccinarmi. È la truffa che sta letteralmente spopolando a Rovigo, fra le frazioni e il centro città. La truffa fa leva sull'emotività degli anziani, ma anche sul fatto che al telefono chi parla ha molte informazioni private sulla sua vittima. Attenzione quindi a tutte le persone che ricevono telefonate di questo tipo. Transpolesana, l'ANAS ha avviato una nuova fase di interventi di risanamento del piano viabile della strada statale 434 Transpolesana tra Verona e Rovigo. Ci saranno restringimenti della carreggiata per consentire i lavori. Appalto stipulato per un valore di 15 milioni di euro.
Adria, Socoterm, una commessa da 1,7 miliardi di dollari e vogliono chiudere lo stabilimento. Lo sconcerto dei sindacati appunto sul caso Socoterm. Infatti la Socoterm ha concluso un nuovo contratto da 1,7 miliardi di dollari in Qatar. Sono evidenti pertanto le potenzialità finanziarie, economiche e produttive dello stabilimento di Adria, alla cui perdita il nostro territorio non si arrende. Notizia da Portotolle: da giù la centrale partono i lavori per il villaggio turistico. Al via i lavori per la realizzazione di Delta Farm, il villaggio turistico innovativo e sostenibile che nascerà dalla riconversione dell'ex centrale Enel di Portotolle, per opera della Human Company, gruppo fiorentino leader in Italia nell'ospitalità open air. Su una superficie di 110 ettari, 30 dei quali destinati ad area boschiva, Delta Farm ospiterà diverse aree ricettive, un polo sportivo multifunzionale, con un'area per gli sport acquatici, spazi ricreativi e percorsi esperienziali. E chiudiamo con questo post di Riccardo Zanellato, che si afferma giustamente grato, perché il suo Nabucco approda sull'Opera International Magazine e c'è questa recensione di Silvia Campana che afferma maestoso e solenne lo Zaccaria di Riccardo Zanellato, con il mitico Placido Domingo e Anna Pirozzi soprano. Che dire, complimenti a uno dei protagonisti del bel canto, ma soprattutto a un grande polesano. Grazie Riccardo Zanellato. Puntata finita, vi ringraziamo naturalmente per la fedeltà con la quale ci seguite. Vi ricordiamo che alle ore 11.50 e alle ore 14 siamo anche su Radio Diva, sulle frequenze di 94 e 100, e da Leandro Maggi è sempre un piacere stare con voi. Ciao ciao!